Le rivelazioni dei mistici sui 3 giorni di buio. Prima parte. Salve a tutti carissimi. Oggi volevo parlarvi di un argomento che credo sia molto conosciuto, quello dei famosi 3 giorni di buio, di cui hanno parlato molti mistici nel corso degli anni, ma anche nel corso dei secoli. Cerchiamo adesso di sviscerarlo in molte, delle sue sfaccettature. Ecco quanto rivela a riguardo la beata Anna Maria Taigi, la quale è vissuta nel 1800. Ecco cosa dice riguardo a questi 3 giorni di buio che attenderebbero l'umanità. Dio manderà 2 castighi. Uno sarà sotto forma di guerre, rivoluzioni e altri mali. Avrà origine sulla terra. L'altro sarà mandato dal cielo. Verrà sopra la terra l'oscurità immensa che durerà 3 giorni e 3 notti. Nulla sarà visibile e l'aria sarà nociva e pestilenziale e recherà danno, sebbene non esclusivamente ai nemici della religione. Durante questi 3 giorni la luce artificiale sarà impossibile, arderanno soltanto le candele benedette. Durante tali giorni di sgomento i fedeli dovranno rimanere nelle loro case a recitare il rosario e a chiedere misericordia a Dio. Tutti i nemici della Chiesa, visibili e sconosciuti, periranno sulla terra durante questa oscurità universale, eccettuati soltanto quei pochi che si convertiranno. L'aria sarà infestata da demoni che appariranno sotto ogni specie di orribili forme. Dopo i 3 giorni di buio, San Pietro e San Paolo designeranno una nuova guida per la Chiesa che porterà il cristianesimo a diffondersi in tutto il mondo. Ed ecco quanto rivela, sempre a proposito di questo argomento, San Gaspare del Bufalo, vissuto nel 1800. La morte degli impenitenti persecutori della Chiesa avverrà durante i 3 giorni di buio. Colui che sopravviverà ai 3 giorni di tenebra e di pianto apparirà a se stesso come l'unico sopravvivente sulla terra, perché di fatto il mondo sarà coperto di cadaveri. Verso la fine l'oscurità ricoprirà la terra. Durante l'oscurità che durerà 3 giorni, la gente che si è data alle vie del male perirà, così che solo 1/4 del genere umano sopravviverà. Ed ecco quanto rivela a proposito dei 3 giorni di buio Maria Giulia Genie, originaria di Blaine, in Francia, mistica e veggente vissuta tra il 1800 e il 1900. Verranno 3 giorni di continue tenebre. Durante tali tenebre spaventose, solo le candele di cera benedetta faranno lume. Una candela durerà per 3 giorni, però nelle case degli empi non arderanno. Durante questi 3 giorni i demoni appariranno in forma abominevole e faranno risuonare l'aria di spaventevoli bestemmie. Raggi e scintille penetreranno nelle dimore degli uomini, però
non vinceranno la luce delle candele benedette, che non saranno spente né da venti né da tormente o terremoti. Una nube rossa come il sangue attraverserà il cielo, il rombo del tuono farà tremare la terra, il mare riverserà le sue onde spumose sulla terra, la terra si muterà in un immenso cimitero. I cadaveri degli empi, come dei giusti, copriranno il suolo. La carestia che seguirà sarà grande. Tutta la vegetazione della terra sarà distrutta, come pure saranno distrutti 3/4 del genere umano. La crisi verrà per tutti repentina. I castighi saranno universali e si succederanno uno dopo l'altro, senza interruzione. Io, dice Gesù sempre a Maria Giulia Jaegni, verrò sul mondo peccatore con un terribile rombo di tuono, in una fredda notte d'inverno. Un caldissimo vento del sud precederà questa tempesta e pesanti chicchi di grandine scaveranno la terra. Da una massa di nuvole rosso fuoco, lampi devastatori saetteranno, incendiando e riducendo tutto in cenere. L'aria si riempirà di gas tossici e di esalazioni letali che a cicloni sradicheranno le opere dell'audacia e della follia e delle volontà di potenza della città della notte. Quando in una fredda notte d'inverno il tuono romperà, allora chiudete molto in fretta porte e finestre. I vostri occhi non devono profanare il terribile avvenimento con sguardi curiosi. Riunitevi in preghiera dinanzi al crocifisso, ponetevi sotto la protezione di mia Madre Santissima. Non lasciatevi prendere da alcun dubbio riguardo alla vostra salvezza. Accendete le candele benedette, recitate il rosario, perseverate 3 giorni e 2 notti. Io, vostro Dio, avrò purificato tutto. Magnifico sarà il mio regno di pace. I 3 giorni di tenebre saranno di giovedì, venerdì e sabato, 3 giorni, meno una notte. Durante questi 3 giorni di oscurità terrificante non deve essere aperta nessuna finestra, perché nessuno riuscirà a vedere la terra e il colore terribile che essa avrà in quei giorni di punizione, senza che muoia immediatamente. Il cielo sarà in fiamme, la terra si spaccherà. Durante questi 3 giorni di oscurità lasciate accese le candele benedette dappertutto. Nessun'altra luce risplenderà. Nessuno fuori dalla sua abitazione sopravviverà. La terra tremerà come al giudizio e la paura sarà grande. Tutto tremerà, tranne il mobile sul quale brucia la candela benedetta. Questo non tremerà. Vi riunirete tutti col crocifisso e con la mia immagine benedetta. Questo è ciò che terrà lontano questo terrore. 3/4 della popolazione del globo sparirà, metà della popolazione di una certa nazione europea verrà distrutta. Ed ecco quanto rivela a proposito dei 3 giorni di buio la beata Elisabetta Canori Mora, vissuta nel 1800.
Il cielo si ammantò di nera caligine, scoppiando i fulmini più tremendi, dove incenerivano, dove bruciavano. La terra, non meno che il cielo, era sconvolta. I terremoti più orribili, le voragini più rovinose, facevano le ultime stragi sopra la terra. In questa guisa furono separati i buoni cattolici dai falsi cristiani. Molti di quelli che negavano Dio lo confessavano e lo riconoscevano per quel Dio che egli è. Tutti lo stimavano, lo adoravano, lo amavano. Tutti osservavano la sua santa legge. Tutti i religiosi e religiose si sistemavano nella vera osservanza delle loro regole. Il clero secolare era l'edificazione della Santa Chiesa. Nelle religioni fiorivano uomini di molta santità e dottrina e di vita molto austera. Tutto il mondo era in pace. I 3 giorni di buio, secondo le rivelazioni dei mistici. Fine prima parte.